Dal nome in lui non c'è niente di diminutivo. Andiamo Signore a e signori, Lomino! Buonasera. Quella cosa che non c'è niente di piccolo in me l'hai detta per le signore, eh? Allora, buonasera a tutti. Il mio collega Andrea vi ha parlato del supermercato. Anche per me andare a fare la spesa è una cosa da pazzi. L'altro giorno sono andato al supermercato. Arrivo lì e subito fuori dalla porta c'era questo tizio vestito come il poliziotto dei Village People. Mi punta da lontano: sicurezza! Si fa dare il mio marsupio e me lo sigilla in questo sacco deforme di cellophane che sembrano i cadaveri di CSI. Me lo dà, io punto diretto al banco salumi, dove mi sento un po' a casa, prendo il mio bigliettino, 742. Stavano servendo il 15. Mi si avvicina un tizio losco, mi guarda dal basso e mi dice: Capo, te lo vuoi comprare il biglietto numero 20? Sono 50 euro. Era la prima volta che vedevo un bagarino al supermercato. Comunque l'affare era interessante, gliel'ho comprato e dopo 5 minuti stavo ordinando i miei 2 etti e mezzo di prosciutto. Ho fatto 5 etti, lascio? No, caro amico salumiere, a parte il fatto che tu non lasci mai raddoppi. Però quello che ti voglio dire io, e questo vale per tutti i salumieri d'Italia, l'uomo ha fatto le invenzioni più grandi del mondo. Ha inventato la ruota, il cellulare, internet, i sofficini. Cosa ci vuole a fare l'invenzione più grande, più semplice del mondo? Prendi quella dannata bilancia e mettila accanto all'affettatrice. Così affetti e pesi al grammo me lo dai. No, non lo fanno, allora io sono lì agitato e per calmarmi me ne vado al reparto colazione. E lì al reparto colazione vi faccio scoprire una cosa che domani al supermercato noterete tutti. I cereali. Fateci caso, i cereali da colazione, più sono costosi, più è cazzuto l'animale che ti mettono sulla scatola. Vedo che ci siete su queste, perché voi partite nella corsia dei cereali, a 6 euro ci sono i Frosties, con la tigre cazzutissima. Poi fai 2 passi, 4 euro ci sono i Coco Pops, con la scimmietta, simpatica, meno cazzuta però simpatica. Fai ancora un passettino, a 2 euro trovi i Kellogg's, col galletto elegante, stilizzato, per niente cazzuto però sta lì pulito. Poi in fondo allo scaffale, poco illuminati, ci sono loro, i cereali del meno caro. Costano 1 euro la tonnellata e sulla scatola c'è questo formichiere imbolsito, castrato più che cazzuto, che se lo guardi bene sta mangiando i Frosties, perché lo sai che i suoi fanno cagare. Allora termino la mia spesa, arrivo alla cassa e se facciamo lo sbaglio di incrociare lo sguardo della cassiera, parte una cosa che tutti noi facciamo ma nessuno ha mai avuto il coraggio di confessare. Signori, parte una vera e propria manche di giochi senza frontiere. Lei che ti passa gli articoli e tu li imbusti, lei ti passa gli articoli e tu li imbusti. Tu credi di poter stare al suo ritmo, eh? Non puoi farcela. È come una partita di calcio fra Brasile e San Marino. E lo sapete perché? Per colpa di quelle maledette borsine ecologiche che hanno fatto adesso. Quelle che puzzano di brodo, signora, vero? Che tu le prendi, ci metti 2 robe e si sfondano. Tra l'altro adesso al supermercato gli è presa sta cosa dell'ecologia, avete notato? I cartoni, non ti danno più la borsina. Che io dico, giusto, per carità, aiutiamo il pianeta. Però, signor supermercato, se vogliamo davvero aiutare il pianeta, perché io mi becco le borsine schifide e tu tutti i giorni mi riempi la posta disboscando l'Amazzonia con le tue cazzo d'offerte? Che non facciamo in tempo a svuotare la cassetta della posta che ci giriamo, fum! C'è un ninja pakistano lì che te la riempie ancora. Grazie signora, vedo che ci siamo. Comunque io termino la mia spesa, torno a casa, svuoto le borsine sul tavolo, non so voi ma 427 euro di spesa e non ho preso niente da mangiare per cena. E anche stasera mi mangio una pizza. Grazie. Davide Priore, Lomino!